Salve. Il copione è sempre lo stesso, sia che governi Berlusconi oppure Renzi. Quando la magistratura tocca il potere politico al più alto livello, scatta la voglia di disciplinare le intercettazioni e le loro pubblicazioni nei media. I giornali vengono accusati di pubblicare intercettazioni ancora segrete e che dovrebbero rimanere tali. Ma è giusto ricordare che nel caso dello scandalo petrolio di Potenza, in prima pagina su tutti i quotidiani e televisioni non c'è stata nessuna fuga di notizie. Erano atti pubblici dopo le ordinanze di custodia cautelare, dunque note sia agli avvocati che agli arrestati, per cui non è stato violato nessun segreto istruttorio. Eppure, nell'ultimo Consiglio dei Ministri, il bullo fiorentino ha chiesto al Ministro della Giustizia Orlando di velocizzare l'iter della legge sulle intercettazioni già approvata alla Camera lo scorso dicembre, il quale si è messo subito sull'attenti, sparando cose del tipo scappano conversazioni private da tutte le parti e la riforma sulle intercettazioni è ferma al Senato da 8 mesi e ora va accelerata perché è condivisa. Ora Renzi, impressionato dallo scorcetto che hanno creato nella gente le intercettazioni di Potenza, sembra abbia fatto marcia indietro, Comunque sia, rimane in piedi come una spada di Damocle il disegno di legge approvato alla Camera che sarà brandito la prossima retata di personaggi della casta padrona. Un disegno di legge che bloccherebbe la pubblicazione di intercettazioni telefoniche e ambientali di soggetti terzi che non rientrano con l'indagine in corso della magistratura, come pure quelle ritenute di carattere personale. Insomma, molti retroscena sui comportamenti della casta padrona. Se questo disegno di legge andasse in porto, così come è passato alla Camera, non li conosceremo mai più. E questo sarebbe un bel guaio per i cittadini, perché, come diceva Einaudi, bisogna conoscere per deliberare e conseguentemente bisogna conoscere per dare il proprio consenso politico con cognizione. Anche perché, ad esempio, le intercettazioni intercorsa tra l'ex ministra Guidi e il suo compagno Gianluca Gemelli, il principale indagato dell'inchiesta potentina, non sono, come dice Renzi, dei pettegolezzi della loro vita privata. Gemelli è accusato dai pubblici ministeri di Potenza di traffico di influenze illecite per il suo rapporto privato con la Guidi, per cui il rapporto tra i due non è più una loro questione privata, ma è diventato un fatto pubblico. Il perché è evidente. Quando la Guidi risponde al suo compagno: dopo tutti i favori che ti ho fatto mi tratti come una sguattera del Guatemala, emerge un chiaro segnale di sudditanza dell'ex ministra verso questo Gemelli, che la spinge a comportamenti istituzionali poco chiari per agevolare i suoi affari. E questi fatti i cittadini hanno il diritto di conoscere, come abbiamo pure il diritto di conoscere il linguaggio che usano tra loro. Sentite la prosa della Guidi in una intercettazione telefonica con Gianluca Gemelli, chiedendovi scusa in anticipo per il linguaggio scurrile. Dice la Guidi: di ai tuoi amici che mi sono accorta che nonostante tutte le loro balle io ho in casa un pezzo di merda, riferendosi al suo viceministro al Ministero dello Sviluppo De Vincenti, e siccome la merda non me la prendo io per parargli il culo al loro amichetto, lo tratto da pezzo di merda. Non è che facciamo un favore a De Vincenti, allora stiamo meglio, hai capito? E io non mando a puttane come ho già rischiato di fare un pezzo della mia roba per fare un favore a tutta la combriccola lì. Claudio Vincenti è un pezzo di merda. Poi, sempre parlando di De Vincenti, ho chiesto scusa, sempre parlando di De Vincenti, ora sottosegretario alla presidenza, colpevole di averla scavalcata convocando al ministero a sua insaputa l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi, l'ex ministra dice: per parlare di cose di cui non dovrebbe neanche parlare, sono incazzata per avermela fatto sotto il naso, mi ha preso per il culo per 7 mesi e i tuoi amici ci hanno preso per il culo uguale. Insomma, un linguaggio da scaricatori di porto, senza offesa naturalmente per questi lavoratori. Per cui, anche se queste intercettazioni dovessero essere penalmente irrilevanti, i cittadini hanno il pieno diritto di conoscere questo modo di esprimersi dei loro governanti, perché non dimentichiamolo, l'articolo 54 della Costituzione recita che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, per poi continuare con una precisazione molto chiara: i cittadini cui sono affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. A me non pare proprio che questo articolo costituzionale sia stato rispettato dalla Guidi, visto ciò che sta emergendo dall'indagine di Potenza.
Occhi aperti dunque, quando questa squalificata classe politica ci racconta la favola che bisogna regolare le intercettazioni per salvaguardare il diritto alla privacy dei cittadini, non abbocchiamo come stupidi gonzi. Comunque rimane sempre valido il vecchio detto popolare: male non fare, paura non avere. Ci vediamo giovedì prossimo. Proprio che questo articolo costituzionale sia stato rispettato dalla Guidi, visto ciò che sta emergendo dall'indagine di Potenza. Occhi aperti dunque, quando questa squalificata classe politica ci racconta la favola che bisogna regolare le intercettazioni per salvaguardare il diritto alla privacy dei cittadini, non abbocchiamo come stupidi gonzi. Comunque rimane sempre valido il vecchio detto popolare: male non fare, paura non avere. Ci vediamo giovedì prossimo.